Prova, prova. Prova, prova. Prova, prova, prova.
Buongiorno a tutti amici dell'Hockey Line, sono Cesare Calore, vi farò compagnia durante questa partita valida per il posto nella finale del campionato Elite che si terrà domani pomeriggio alle ore 12:30. La partita si giocherà tra Asiago Vipers e Snipers Civitavecchia. Andiamo a leggere velocemente i due roster. Allora, per i Snipers Civitavecchia, Garbetta Marco, numero 89, Mecconi Ruggero, numero 22, capitano, Galiotto Leandro, numero 21, assistente, Tudoran Luis Gabriel, numero 12, Taglioni Francesco, numero 90, Bastianoni Giampaolo, numero 72, Bernini Dactam, numero 68, Travaglione Stefano, numero 76, in porta, Padovan Gloria, numero 73, Pistola Leonardo, numero 2. Allena Gavazzi Martina. Invece per gli Asiago Vipers, in porta col numero 29 Lunghini Mattia, numero 89 Rodeghiero Gabriele, numero 76 Gianesini Mattia, numero 13 Gianesini Andrea, numero 24 Rosso Samuele, numero 20 Vellar Nicola, numero 23 Casagrande Rocco, numero 98 Oro Gabriel, numero 10 Rigoni Gabriel, numero 81 Rampazzo Jeremy, numero 17 Silvagni Tommaso, numero 41 Gloder Riccardo, numero 86 Lazzari Leo. In panca allena Luca Rigoni. Tanto le squadre si posizionano, ricordiamo anche la coppia arbitrale Michele Slaviero e Alex Gallo. E quindi disco giù, si incomincia in questo weekend di hockey. Vince il disco Civitavecchia, fa possesso con Taglioni Francesco. Si lotta in angolo, ne esce vittorioso Giampaolo Bastianoni che serve per il compagno. Tanto Civitavecchia prova con il tiro dal lato e il rimbalzo col numero 72. Qui forse uno sgambetto qui, però gli arbitri decidono di proseguire. Occasione per il Civitavecchia, bloccata qui dal difensore degli Asiago Vipers. Quindi Longhini para, si va all'ingaggio, cambio delle linee intanto per gli Asiago Vipers. Civitavecchia qui che è partita veramente forte con già 2 tiri nei primi 45 secondi di gioco circa. Ingaggio vinto dagli Asiago Vipers questa volta in zona difensiva. Nel possesso intanto con Samuele Rosso, mi sembra. Adesso dietro la porta con Gloder. Gloder col numero 4 e non col numero 41, c'è stato un errore precedente. Tiene il disco intanto Mecconi, Ruggero passa avanti, buono scambio qui con Taglioni. Andiamo intanto sempre Bastianoni. Notiamo anche che il Civitavecchia ancora non è andata al cambio con le linee, quindi ci sono sempre gli stessi 4 giocatori. Ecco qui intanto il primo cambio con Bastianoni che esce per Pistola. Intanto prosegue l'azione degli Asiago Vipers che provano il tiro dalla distanza. Buon lavoro qui di Mecconi che recupera il disco. Buona occasione, anche qui un possibile 2-1, prova il tiro Mecconi, colpisce la traversa.
che salva gli Asiago Vipers da un primo vantaggio del Civitavecchia. Tanto Slaviero lancia il disco e si prosegue. Oro Gabriel intanto che va a fare pressing da Mecconi. Vediamo se riesce a recuperare il disco. Ha visto il compagno, prova il passaggio ma non è del tutto corretto. Prova un tiro con il rovescio all'indietro. Oro Gabriel, un bel gesto tecnico. Tanto Civitavecchia prosegue mantenendosi in possesso del disco. Prova il tiro Galiotto, un rimbalzo pericolosissimo. Civitavecchia ancora una volta molto vicina alla rete. Intanto cambio delle linee per entrambe le squadre. Si va all'ingaggio. Anche questa volta vinto dal Civitavecchia con Bastianoni. Passa all'indietro per Taglioni, il compagno, che si rifugia dietro la propria porta. Ricordo intanto Taglioni, Bastianoni sono entrambi giocatori insomma presenti nel campionato di Serie A. Bastianoni con il Kraken Viareggio, mentre Taglioni appunto con Civitavecchia. Mentre per gli Asiago Vipers vediamo intanto Gloder che ha fatto sicuramente un buon campionato anche in Serie A in questo momento. Ma ce ne sono altri sicuramente presenti nel roster come Oro Gabriel ad esempio. Intanto buon lavoro qua di Bastianoni che recupera un buon disco, prova il tiro che va al lato della porta. Attenzione qua, ottima occasione, forse un po' fortunata per gli Asiago Vipers che con un rimbalzo sul pattino poteva impensierire il portiere di Civitavecchia. Ottimo lavoro qui di Gloder che recupera un buon disco. Ha possibilità per un passaggio in centro per numero 23. Attenzione Bastianoni, ottimo lavoro. Mantiene il possesso, prova il tiro dal lato. L'anno scorso durante le finali nazionali, ricordiamo, Bastianoni giocava per Empoli. Ha fatto penso 4-5 gol almeno da quella posizione laterale. Intanto cambio delle linee, Mecconi mantiene il possesso del disco per consentire appunto il cambio ai compagni. Buono scambio qui tra i ragazzi di Civitavecchia. Mecconi prova l'azione personale in mezzo a 3 giocatori di Asiago, però giustamente non gli permettono di oltrepassare la barriera difensiva. Qua buona occasione per gli Asiago Vipers con un bel rimbalzo da giocare sotto la porta. Un tiro improvviso qui. La partita si scalda intanto e c'è un fallo segnalato per Civitavecchia, Ruggero Mecconi se non vado errato. E quindi si prosegue con un power play di Asiago. Tanto mentre il portiere si sistema, ricordiamo dopo ci sarà un'altra partita alle 15
tra Milano e Fox Legnaro per appunto il secondo posto nella finale di domani, che si giocherà alle 12:30, e poi proseguirà la nostra giornata di hockey con le partite della Coppa Italia della categoria senior, quindi la Serie A, valide appunto per giocarsi il posto in finale per la Coppa Italia di domani pomeriggio, che si terrà alle ore 19. Si prosegue, vediamo se Laviero lancerà il disco a breve. Ingaggio vinto dagli Asiago Vipers. Controlla Oro, Lazzari, Gloder, Oro, scusate, Gloder. Vediamo Oro, vediamo cosa decide di fare. Ricordiamo Oro Gabriel, protagonista anche nell'Europeo, ha giocato a Civitavecchia scusate, a Cittadella l'anno scorso. Ottima occasione qua per Bastianoni, scusate, mi sono sconcentrato un secondo. Arriva il gol per Oro Gabriel sotto la porta, e quindi gli Asiago Vipers che passano in vantaggio. Dicevo, quindi Oro Gabriel segna l'1-0, e volevo finire la frase di prima, quindi protagonista anche nell'Europeo Under 17 giocato a Cittadella nell'estate 2025, che ha portato il primo oro per la nazionale italiana, che ha battuto la Francia in finale. Quindi si prosegue con un ingaggio al centro del campo, ingaggio vinto dagli Asiago Vipers, sempre in controllo del disco con Oro Gabriel che si rifugia dietro la porta. Intanto prosegue Loder, prova il tiro dalla distanza, dovrà provare un passaggio per liberarsi di quei due uomini, ma non riesce, quindi Oro approfitta, prova il tiro che viene bloccato dal difensore. Si lotta intanto in balaustra, attenzione, un 2-0 per gli Asiago Vipers. Ottimo intervento qui di Travaglione. Intanto occasione dall'altro lato adesso, passaggio poco preciso per invece Taglioni. Anche qui un'altra occasione per gli Asiago Vipers, che sono di fatto più precisi davanti alla porta a sfruttare queste occasioni, e quindi insacca il 2-0. Il numero 89 Rodeghiero Gabriele, e quindi time out chiamato da Civitavecchia. Una partita interessante fino a questo momento, devo dire. Ci sono state occasioni da entrambe le parti. Civitavecchia che è partito veramente benissimo, ha pressato da subito, ci ha messo nella giusta intensità, però non riesce a concretizzare sotto porta, non è riuscito a sfruttare le occasioni avute fino a questo momento, mentre gli Asiago Vipers hanno sfruttato il power play a loro favore con la rete di Oro, e poi questo 1-0 praticamente avuto pochi secondi fa, dopo aver avuto un 2-0 sfumato per veramente pochi centimetri, e un buon intervento comunque del portiere di Civitavecchia Travaglione. E quindi, terminato questo minuto di time out, si prosegue con un ingaggio al centro del campo. Sì, cambiamo delle linee intanto per gli Asiago Vipers. Mecconi intanto gestisce il disco, prova un passaggio bello da vedere sicuramente.
ma il compagno non recepisce, diciamo, l'azione. Cerca il fallo Mecconi, che però prova forse qualche dribbling di troppo nella zona al centro del campo, anche detta. Ottimo tiro qui, tanto l'arbitro ferma il gioco per il tiro arrivato sul casco del portiere Longhini. Dicevo, intanto sì, qualche dribbling di troppo forse anche per Civitavecchia, che vede Mecconi solitamente protagonista in queste occasioni. A mio parere onestamente dovrebbe provare a far girare un po' più il disco. Intanto si prosegue, si lotta in angolo. Prova il tiro intanto Gloder, 2 volte, 2 tiri, uno di Rodeghiero, uno di Gloder, bloccati dal difensore che salva anche Travaglioni. Mantiene il possesso del disco intanto Asiago Vipers. Dietro la porta provano un'uscita di zona intanto con Gloder. Fa finta di andare in attacco e gestisce il disco. Qua un passaggio poco preciso che regala un'occasione per Bastianoni, che prova il tiro che non va a impensierire Longhini. È buona occasione qui anche per gli Asiago Vipers, con Rodeghiero che prova il tiro dalla distanza. Adesso sicuramente non c'è nessuno che corre dietro agli Asiago Vipers, sono in vantaggio di 2-0. Sicuramente hanno provato a gestire il disco. Capita spesso però che quando si va a gestire il disco a volte non è così semplice anche fare tutti i passaggi giusti, e di fatto ha dato l'occasione da lì è nata l'occasione per Bastianoni. Quanto si lotta per il possesso del disco qua, una ottima occasione qui per gli Asiago Vipers, che vanno sul 3-0 prendendosi la terza rete. Errore difensivo qui per il Civitavecchia, tralasciando la perdita del disco quasi al centro del campo. Si sono trovati in, se non ricordo male, quasi un 3-0 da giocarsi, quindi sicuramente un Civitavecchia troppo sbilanciato in fase offensiva. E quindi si prosegue con un altro ingaggio a centrocampo, vinto dagli Asiago Vipers. Samuele Rosso che mantiene il possesso del disco, va dietro la porta, intanto lancia il compagno numero 10 che prova il tiro. Civitavecchia che vuole provare sicuramente a fare un pressing maggiore, però adesso non è facile, e invece arriva la risposta. Ottimo scambio qui tra Taglioni e Mecconi. Ottimo tiro qui di Mecconi, ha mandato il disco esattamente sotto l'angolino alla destra di Longhini. E quindi 3-1. Altro ingaggio a centrocampo. Lancia il disco Gallo. Ingaggio vinto dagli Asiago Vipers, che si rimettono dietro la porta con Oro. Intanto Gloder manda indietro per Oro. Prova a lanciare Lazzari, che prova a partire. Prova il tiro, che però va in pancia di fatto a Travaglione. Altri 9 minuti e 25 secondi da giocare per questo primo tempo.
Tiro intanto degli Asiago Vipers che provano il tiro direttamente dall'ingaggio quasi. Intanto sempre Rodeghiero, autore della prima rete o seconda, adesso non mi ricordo, scusate. Attenzione all'occasione qui per Civitavecchia. Il disco messo in centro ma non raggiunge la stecca del compagno. Ottimo intervento difensivo qui per Mecconi, che prova ancora una volta a scartare troppi uomini. Qui c'è un fallo per Lazzari Leo, quindi fallo per gli Asiago Vipers e power play per Civitavecchia, che avrà un'altra occasione per accorciare le distanze. Intanto andiamo a dare un'occhiata a qualche statistica. Vediamo Civitavecchia, autore di 11 tiri e un gol, mentre invece gli Asiago Vipers, autori sempre di 11 tiri con 3 gol effettuati. Per gli Asiago Vipers 2 reti di Oro Gabriel e una di Rodeghiero Gabriele. E invece, come detto poco fa, autore della prima rete Mecconi Ruggero per il Civitavecchia su assist di Taglioni Francesco. Quindi intanto le squadre ritornano in pista. Civitavecchia qui ottima occasione per accorciare un po' le distanze, e lo gioca con Bastianoni, Taglioni, Mecconi e Gagliotto. Intanto gli Asiago Vipers vanno in possesso del disco con Rosso Samuele. Viene recuperato qui adesso il disco da Bastianoni, che controlla. Quindi arriva il tiro dalla distanza. È stata una buona occasione qua con questo rimbalzo per Civitavecchia. Prova Bastianoni intanto. Gran passaggio qui. È stato bravo Bastianoni a leggere bene il gioco e non andare al tiro. Ha visto il suo compagno sotto la porta libero. Passaggio e tiro. E quindi Asiago 3, Civitavecchia 2. Time out questa volta per gli Asiago Vipers, che si sono fatti in realtà rimontare di 2 gol uno dietro l'altro, forse troppo velocemente. Giustamente Luca Rigoni vorrà dare istruzioni ai suoi giocatori in questo momento. Intanto si riprende il gioco
Ingaggio vinto dagli Asiago Vipers, sempre con Oro dietro la porta. Disco lungo per Lazzari, prova il tiro fuori dallo specchio della porta. Tanto approfitta Mecconi, prova ad andare su in velocità. Altra occasione qui per Civitavecchia con Padovan che prova a giocarsi quel disco rimbalzato sulla balaustra. Qualche scambio di opinioni qua, ma niente di fatto, si prosegue. Samuele Rosso all'ingaggio, vinto dagli Asiago Vipers. Bastianoni e Padovan che fanno pressing su Gloder, che di fatto perde il disco, quindi disco recuperato da Civitavecchia con un buon lavoro di Padovan e Bastianoni. Gestisce intanto la Civitavecchia con Galiotto, prova il passaggio lungo per Bastianoni. Ottimo lavoro qui di Rodeghiero, scusate, Gloder. Qui contrasto al limite, occasione per Gloder, ottima parata di Travaglione che infatti salva il Civitavecchia. Prova Galiotto a portare in mezzo, buon passaggio qui per il compagno davanti alla porta, c'era ancora il disco libero, Bastianoni non riesce ad insaccare per l'ottimo intervento di Longhini. Ingaggio vinto qui da, stavo per dire Civitavecchia, ma direi Asiago Vipers in questo momento. Ottima occasione qui per Gloder, fa un grandissimo tiro sull'angolino del primo palo e quindi gli Asiago Vipers allungano un'altra volta, si portano sul 4-2 con azione personale di Gloder che esce dall'ingaggio vittorioso, si fa tutto il campo e tira sotto l'angolino del primo palo. Si prosegue intanto con un ingaggio al centro e pressing di Civitavecchia che dovrà muovere le gambe per riuscire a recuperare questo svantaggio. C'è ancora tanto tempo da giocare. Buon tiro qui per Taglione, Bastianoni. Ottimo intervento di Gloder qui che recupera il disco. Gloder che riesce a recuperarsi il disco. Disco in possesso degli Asiago Vipers che provano ad andare in attacco. Buona occasione qui per il numero 10 di Asiago. Si fa interessante sicuramente il ritmo di questa partita, che dopo le ultime due reti di Asiago si è fatto sicuramente molto più alto dell'inizio. Si va quindi a un ingaggio
alla destra di Travaglione. Vince l'ingaggio gli Asiago Vipers. Tanto Oro prova l'azione personale, deviazione dei difensori e disco parato da Travaglione. Altro ingaggio sempre alla destra di Travaglione. Anche questa volta ingaggio vinto per gli Asiago Vipers, però non riescono a fare il passaggio decisivo ai propri difensori, e quindi disco recuperato dal Civitavecchia, che si porta in zona di attacco, si lotta in angolo, non si capisce dalla nostra postazione cosa stia succedendo in quell'angolo dove sia il disco, ma adesso gli Asiago Vipers proseguono. Buona occasione qui per Asiago Vipers. E disco recuperato, vediamo se andranno al cambio. No, non si prosegue. C'è Oro sulle ginocchia, probabilmente da qualche minuto che è in campo. Si prosegue a giocare, intanto mantiene il disco Lazzari, passa indietro per Oro, che cade a centrocampo, riesce comunque a mantenere il possesso del disco. E qui no, onestamente non c'è il replay, però mi sembrava una caduta un po' accentuata di Lazzari, onestamente. Anche a me non è sembrato fallo. Intanto ingaggio al centrocampo. Vediamo intanto Rosso Samuele all'ingaggio, che si fa portatore di questo disco. Intanto recupera Mecconi, cambia lato, disco per Padovan, di nuovo Mecconi, prova il tiro fuori dallo specchio della porta. Ottima azione offensiva qui per Civitavecchia, che rischia però in fase difensiva, e infatti 2 contro 1. Gloder ha capito che quel punto lì è un punto debole, e quindi altra rete per gli Asiago Vipers, e sempre per Riccardo Gloder, che insacca nello stesso identico punto di qualche minuto fa sotto l'angolino del primo palo. E quindi 5-2 per gli Asiago Vipers a 2 minuti e 54 secondi dal termine del primo tempo. Altro ingaggio inizialmente vinto dagli Asiago Vipers, ma disco recuperato. Prova il tiro dal lato Bastianoni, che colpisce il casco del portiere, quindi gioco fermo. Tanto vediamo sugli spalti che ci sono anche i piccoli dell'Under 10 che avevano un raduno prima della partita. Disco fuori dopo l'ingaggio, e quindi si riparte con un altro ingaggio sempre dallo stesso punto. Gallo lascia il disco vinto da Civitavecchia con Pistola, che prova il tiro dalla distanza, che prende il difensore asiaghese. Intanto scambio qui per Bastianoni, che mantiene il possesso del disco. Ottimo passaggio di rovescio e controllo di Pistola. Qui intervento degli Asiago Vipers. È entrato in modo un po' strano
era addirittura girato di schiena. Probabilmente lui si è appoggiato, però c'era un ragazzo di Civitavecchia che non era neanche messo benissimo, forse, non so. Comunque, di fatto è power play per Civitavecchia. Si va con l'asciugatura del campo intanto. Il tiro Bastianoni dal lato, non un gran tiro questo, però sicuramente essere più precisi questi tiri per poter inserire Longhini. Attenzione, ottimo passaggio qui per il compagno davanti la porta. Probabilmente gli Asiago Vipers devono un po' sistemarsi, cercare di coprire quell'uomo. È già la seconda volta che ha un'occasione di questo tipo. Ferma tutto quindi Longhini, si prosegue con un ingaggio vinto dagli Asiago Vipers, che controllano il disco intanto con Gloder. Cambio lato, qua Oro si tuffa, oserei dire, un po' troppo. Disco insidioso qui, c'era il buco in mezzo alle gambe di Longhini, ma para tutto e quindi si prosegue con un ingaggio. Ottimo lavoro qui di Oro, che però non riesce. Ottima parata di Longhini che salva tutto. Determinante in questo power play fino a questo momento Longhini. Intanto 50 secondi di tempo e altri 20 secondi di power play da giocare per Civitavecchia. Ottimo lavoro qui di Oro, che legge tutto, prosegue da solo. Rigore per Oro Gabriel. Mecconi prova il tiro, para Longhini. Mancano pochi secondi alla fine del penalty per gli Asiago Vipers e 20 secondi al termine del primo tempo di questa partita. Quindi rientra il quarto uomo di Asiago, 12 secondi ancora da giocare. Mecconi attende per giocarsi l'ultimo tiro dalla distanza. Vediamo, prova il passaggio in mezzo Bastianoni, recupera gli Asiago Vipers, ancora 2 secondi da giocare, niente, passaggio che non viene sfruttato da Samuele Rosso e quindi termina il primo tempo. Ci saranno 5 minuti di pausa e poi ci ritroviamo qui per il secondo tempo tra Asiago Vipers e Snipers Civitavecchia.
Ben ritrovati dopo questi 5 minuti di pausa. Si riparte quindi con il secondo tempo di Asiago Vipers Snipers Civitavecchia. Ingaggio vinto da Civitavecchia, che si rifugia dietro la propria porta con Mecconi e parte in velocità con pistola. Prova il tiro dal lato, aveva il compagno libero davanti alla porta. Disco recuperato intanto da Oro. Gran passaggio qua di rovescio e triangolazione per l'uomo davanti alla porta, numero 89, Rodeghiero se non ricordo male. Andiamo, Gloder passa indietro, Asiago che gestisce il disco, prova intanto Garbetta a fare un po' di pressing. Oro che sa sicuramente come gestire queste situazioni. Salta l'uomo, si trova Mecconi e prova un altro dribbling. Può ripartire Civitavecchia intanto con Mecconi, prova il tiro parato da Longhini. Disco sulla rete, Gallo fischia, si riparte con un ingaggio alla sinistra di Longhini. Vediamo se si prosegue con il cambio delle linee. No, si va ad asciugare un attimo la pista davanti alla panchina degli Asiago Vipers. Gallo lancia il disco, ingaggio vinto da Civitavecchia, prova il tiro con Bastianoni che recupera anche il disco. Occasione qui per Civitavecchia non sfruttata nel migliore dei modi a mio parere. Gagliotto intanto dietro la propria porta, Asiago che ha conquistato il cuore degli under 10 che fanno il tifo per gli Asiago Vipers. Forse un colpo di bastone di troppo sul portiere qui da parte di Mecconi su Longhini. Non ho visto esattamente cosa sia successo. Altro ingaggio quindi a sinistra di Longhini, si parte con Gallo che lancia il disco. Il disco in possesso degli Asiago Vipers, ottimo passaggio qui e gran parata del portiere di Civitavecchia che salva il risultato. Disco recuperato qui da Mecconi e Bastianoni che gestiscono il disco. Taglioni, Mecconi, passaggio lungo per Gagliotto che prova a darlo al compagno ma non capisce esattamente le sue intenzioni. Passa indietro intanto Rigoni, Taglioni a far pressing e quindi si prosegue con un ingaggio in zona offensiva per gli Asiago, scusate, per gli Snipers Civitavecchia. Si va con il cambio delle linee intanto. Rosso controlla il disco, viene assalito da due giocatori di Civitavecchia, prova il passaggio al centro, non lo trova. Attenzione, tiro che prende il palo e viene insaccato dal compagno che si trovava vicino alla porta.
occasione sfruttata al meglio qui dagli Asiago Vipers, che allungano ancora e si portano sul 6-2 a 17 minuti dalla fine dell'incontro. Di tempo ce n'è ancora, sicuramente, però qualcosa deve cambiare tra le file del Civitavecchia. Ancora passaggio poco preciso e quindi occasione per Oro. Prende il disco Bastianoni, troppi dribbling qua al centro del campo. E qui fallo di Bastianoni. Troppi minuti di gioco sicuramente per Bastianoni, che deve andare al fallo qui. Si prosegue quindi con un power play per gli Asiago Vipers. Ottimo lavoro qui di Oro, che stronca sul nascere il tentativo di contropiede di Taglioni, che si rimette nella sua posizione. Gloder, Oro. Sempre Oro. Gloder prova il tiro fuori dallo specchio della porta. Oro prova il tiro sulle ginocchiere di Mecconi. Altro tiro fuori dallo specchio della porta di Gloder. Qua nasce l'occasione di fatto per Mecconi, che riparte in velocità. Ottimo intervento qui di Oro Gabriel, che salva di fatto un 1-0. Grande occasione qui per gli Asiago Vipers. Travaglione blocca il disco per quanto possibile. Taglioni prova da solo intanto. Passaggio dietro per Mecconi, che ributta dietro per far passare questi ultimi secondi di power play per gli Asiago Vipers, che non hanno nessuna fretta. Il passare del tempo è sicuramente a loro favore, dato il risultato in questo momento. Quindi la panchina che chiama, devono uscire da dietro la porta. Ormai anche qui è buon intervento qui di Oro. Non fa di certo nulla per rimanere in piedi in questo momento. Prende intanto il disco Lazzari, che prova ad andare al tiro. Intanto occasione qua, 2-1. Taglioni che prova il tiro. Con tutto questo minutaggio sicuramente i ragazzi di Civitavecchia non saranno sicuramente lucidi per poter sfruttare al meglio queste occasioni davanti alla porta. Vediamo intanto passaggio per Samuele Rosso, prova il passaggio per il compagno, che però non va sul
sul bastone. Occasione qui intanto per Civitavecchia che non viene sfruttata. Civitavecchia che va al cambio. Non tiene il possesso del disco intanto Civitavecchia con Garbetta, se non vado errato, sì. Non riesce il passaggio per il compagno. Buona occasione qui, si libera bene dagli avversari Galiotto. Garbetta, vediamo, prova un passaggio in mezzo ma lo fa senza guardare, sicuramente non era un passaggio preciso per poter far partire un'azione offensiva. Mantiene il disco intanto Asiago Vipers con Samuele Rosso in questo momento che ridà indietro per il compagno, non riesce però a mantenere il possesso del disco. Mecconi intanto controlla, va al cambio intanto Civitavecchia. Si lotta dietro la porta, qua c'era un possibile fallo per Bastianoni ma non ho visto dove è stata messa la stecca, però gli arbitri dicono che va tutto bene, quindi si prosegue. Mecconi prova il tiro dalla distanza, bel gol qui per Ruggero Mecconi, autore di questo tipo di reti anche nella massima serie dalla distanza su uno dei due pali in mezzo alla confusione. Sicuramente uno dei suoi cavalli di battaglia questa tipologia di rete. Chiama intanto Travaglione una mano per asciugare il campo, che ok, adesso è arrivato. Vorrei ricordare anche, per chi non se ne fosse accorto, che ormai il campo di Legnaro anche per questa occasione è stato rinnovato. Sono stati eseguiti i lavori di rifacimento di tutte le balaustre con l'aggiunta del plexiglass trasparente intorno a tutto il campo, e sicuramente consentirà un gioco molto più veloce e una visuale anche molto migliorata per il pubblico sicuramente. Vince l'ingaggio l'Asiago Vipers che prova a mantenere il possesso del disco con Oro. Prosegue intanto Rodeghiero, mi sembra. Prova il tiro il numero 86 Lazzari Leo che prende il palo, penso. Buonissima occasione qui per Rosso e insacca il 7-2. Partita che sta diventando quasi una goleada, sembrava una partita molto più equilibrata inizialmente. Probabilmente troppo il lavoro lasciato a Travaglione per poter spingersi oltre in zona offensiva, che però non ha portato di fatto i suoi frutti fino adesso.
Intanto Civitavecchia mantiene il possesso del disco. Provano l'uscita di zona a partire in velocità. Porta il disco intanto Tudoran. Ha capito tutto intanto Asiago, che blocca l'avanzata di Civitavecchia in velocità. Galiotto mi sembra numero 21. Occasione qua per Oro. Un tiro dal centro che non deve essere assolutamente lasciato. Blocca tutto intanto Longhini dall'altro lato del campo. Time out per Civitavecchia. Ultimi 9 minuti e 22 secondi dell'incontro. Probabilmente coach Gavazzi vuole dare le ultime istruzioni ai propri giocatori per provare una rimonta. 7-3 il risultato in questo momento. Dalla mia esperienza 9 minuti sono più che sufficienti anche per fare le 4 reti, però sicuramente in questo momento Civitavecchia sta soffrendo troppo in zona difensiva e non riesce a dare il suo massimo probabilmente in zona offensiva. Di conseguenza questo ha portato al risultato di questo, in questo momento, al risultato che c'è adesso, attuale. Coach Gavazzi intanto che dovrà sfruttare tutto quanto il suo roster per poter mantenere un ritmo il più alto possibile, cercare di sfruttare qualche errore degli Asiago Vipers senza concedere troppo in zona difensiva, dove Travaglione ha fatto più che poteva il suo lavoro. Si riparte quindi con un ingaggio vinto da Civitavecchia. Mecconi in possesso del disco, prova ancora qualche dribbling, va al tiro di rovescio che però trova Longhini in posizione. Gloder intanto mantiene il possesso del disco. Civitavecchia che deve assolutamente cercare di bloccare questi passaggi all'indietro. Occasione qui per gli Asiago Vipers. Intanto riparte sempre Mecconi. Asiago che comunque si fa trovare con 3 ragazzi in zona difensiva. Si va al cambio intanto per Civitavecchia. Tudoran riceve il disco ma lo perde di fatto. Ottimo intervento qui di Bastianoni, che blocca sul nascere l'azione offensiva di Asiago Vipers. Intanto Gloder di nuovo. Ottimo controllo qui del disco di Gloder. Un trio sicuramente rodato, quello precedentemente in campo per gli Asiago Vipers, con Gloder, Oro e Rosso. Qui Tudoran cade, Bastianoni, passaggio al centro. Ottima occasione qui per Civitavecchia, che non riesce a sfruttare. Bernini, che penso sia anche al primo cambio della partita, ferma tutto intanto Longhini, che si è fatto trovare pronto ancora una volta.
Ingaggio vinto qui da Asiago Vipers, che comunque non ha una vita semplice dietro la propria porta. Riesce comunque a partire Lazzari Leo, un gran tiro qui, salvato da Travaglione. Qui stanno tenendo, sono incastrata la stecca. Lazzari intanto che controlla il disco, si rifugia dietro la propria porta. Padovan intanto prova a far uscire Asiago dalla propria porta. Si continua a giocare, disco in campo. Bastianoni prende Mecconi il disco intanto. Serve per Pistola che prova dribbling ancora una volta in questa zona. L'errore ormai non è stato compreso, è una cosa che non va fatta, e quindi Gloder giustamente sempre sul primo palo, tripletta per lui, stavolta non sotto l'angolino ma altezza del gambale. Insacca l'ottava rete per gli Asiago Vipers, che si portano quindi sull'8-3. Non c'è ormai una risposta da parte del Civitavecchia. Riparte intanto il numero 10 di Asiago, prova il tiro e segna, no! Sembra che l'abbia buttato dentro con il pattino, io onestamente non ho visto, a me sembrava tutto buono. Ottima giocata qui per il numero 10 Rigoni, se non ricordo male. Rigoni Gabriel. Sempre Rigoni, prova a servire il compagno ma non riesce. Ne approfitta Taglioni che prende il disco. Vediamo se servirà il compagno. No, decide di complicarsi ulteriormente la vita cercando il dribbling di 3 persone. Chiamano il fallo di Asiago Vipers. Qua non c'era assolutamente un fallo, è stato un contatto bastone su bastone. Attenzione, sempre Rigoni Gabriel, bloccato però da Pistola, mi sembra. Intanto Lazzari tiene il possesso del disco. Intanto la panchina, Luca Rigoni chiama i propri giocatori per mandare indietro il disco. Intanto Oro riparte in velocità, si blocca però in angolo, potrebbe uscire lo stesso con il possesso del disco, vediamo, invece ne approfitta Taglioni, no, non riesce ad approfittarne, quindi Rodeghiero. Gloder adesso, Lazzari, passaggio per Oro, disco però adesso Civitavecchia. Un Asiago intanto che si concentra sulla parte difensiva.
Intanto mantiene il disco Civitavecchia, prova Mecconi per il compagno, ma con questi passaggi poco precisi sicuramente Civitavecchia fa fatica a poter impostare un'azione offensiva. Prova il tiro dalla distanza intanto Mecconi, Civitavecchia che le prova tutte. Si fanno trovare tutti pronti i giocatori di Asiago. Civitavecchia intanto che prova il tutto per tutto a 3 minuti dal termine, togliendo il portiere. Prova Bastianoni intanto, tiro dalla distanza, rasoterra, però viene bloccato dai difensori. Prova intanto il pallonetto, Oro bloccato qui con la mano di Bastianoni. Intanto Mecconi prova ad organizzare questo 5 contro 4, altro tiro rasoterra che però viene bloccato. Adesso arriva la quarta rete, no scusate, la nona rete e la seconda per Samuele Rosso, che chiude definitivamente l'incontro sul 9-3. Festeggia quindi Asiago. Disco al centro, si riparte con un ingaggio. Asiago che mette il numero 76, il numero 17 che fin qui non abbiamo visto ancora in campo. Si prosegue intanto un po' più fatto molto fisico intanto qua il match in questo ultimo cambio o penultimo cambio. Civitavecchia che controlla il disco con Mecconi, prova pistola intanto dalla distanza, non c'entra lo specchio della porta. Civitavecchia continua l'azione offensiva. Tanto mancano gli ultimi 47 secondi al termine dell'incontro. Asiago mantiene il possesso del disco. (30 secondi). Tiro dalla distanza di Tudoran. Contrasto qui in balaustra. Si continua a giocare. E finisce qui l'incontro e quindi Asiago si aggiudica il posto in finale della partita di domani alle 12:30 contro la vincitrice della partita che inizierà alle ore 15 tra Fox Legnaro e HC Milano. Quindi chiudiamo qui il collegamento, si prosegue intanto con il saluto
e ci rivediamo, ci risentiamo tra pochi minuti per la seconda partita di questa giornata di hockey. A presto.